la chiave siamo partiti benissimo, l'hanno visto tutti, con energia, applicazione, e Sassari nel confronto, la cosa è che abbiamo fatto 0 palle perse, 0 primo quarto, e invece nel secondo quarto sono rientrati in partita grazie al loro gioco fluido, che ha messo in pericolo tutte le gare, insomma, la running gun, e noi abbiamo cominciato a prendere le palle perse di troppo. E niente, questo secondo me è un po' quello che dobbiamo chiaramente migliorare. Up and down da una partita ci colpiscono tutto l'anno, in 20 minuti sono stati proprio eclatanti. E niente, poi alla fine Sassari comunque una squadra, io non mi aspettavo una partita più facile di quella con Siena in casa. Sarebbe stata una partita difficile, lo sapevamo, e Sassari ha fatto bene importanti quando eravamo anche vicini a loro, ci hanno puntualmente allontanato con energia, con buone difese, con contropiede e con il loro basket, insomma. Quindi peccato perché appunto i risultati erano dalla nostra, tra virgolette, però essendo una classifica così corta e lunga, personalmente ancora ci credo a avvicinarci al gruppo dei playoff, a patto chiaramente di avere più stabilità di prestazione nell'arco dei 40 minuti della partita. Grazie Gigi. Grazie Gigi.